Al via i lavori per la pista ciclabile di via Gattamelata, che consentirà di dedicare spazio maggiore a pedoni e ciclisti che potranno convivere a lato di una strada sempre molto trafficata nei pressi dell'ospedale e dello IOV, l'Istituto Oncologico Veneto. Il lavoro lo faremo ora da questo lato, quindi un marciapiede più sicuro che sarà ciclopedonale. Ricaveremo anche dei posti auto in modo tale che anche la sosta sarà ordinata. Prima, se vi ricordate, le auto parcheggiavano sopra la ciclabile, un malcostume che vogliamo evitare mettendo in sicurezza in questo modo il marciapiede. Il tratto interessato è di circa 500 metri con un costo di 300.000 euro. Non è escluso che in futuro la pista scenda giù e corra a ridosso delle mura antiche della città. Ovviamente la speranza è di poter collegare questa pista alle altre cittadine. Sarà un servizio questa sistemazione anche per le botteghe della zona e quindi in questo momento il cantiere è proprio lì, quindi un beneficio anche in termini qualitativi e di sicurezza per gli esercizi commerciali. È una zona che stiamo mettendo in sicurezza e siamo in prossimità dell'ospedale perché si sta rinnovando anche il polo ospedaliero e quindi anche la parte a servizio e la raggiungibilità in sicurezza delle strade, insomma, diventa importante. I lavori richiederanno un paio di mesi per essere completati e, come detto, verranno ricavati anche una quindicina di parcheggi.